Siamo qui col dottor Renzo Tofolo nel suo laboratorio e ci dica lei, dottore. Non saprei da che parte cominciare, visto che praticamente qui facciamo vari tipi di preparati, fondamentalmente quando un medico ti porta una ricetta medica e ti dice eh, esattamente che devi fare delle capsule, quindi in quel caso utilizziamo delle incapsulatrici o delle compresse, come in questo caso utilizziamo delle comprimitrici, oppure quando devi semplicemente fare delle cartine, delle sciroppi, delle emulsioni, delle pomate, ci sono varie altre strumentazioni che servono appunto per fare tutte quante queste cose. Diciamo però che la cosa che contraddistingue la farmacia è la scelta degli strumenti e la capacità di utilizzarli per riuscire a fare dei prodotti che siano sì fatti su misura, ma che rispecchino determinati standard qualitativi che si avvicinano a quelli dell'industria. Dire che sono identici a quelli dell'industria sarebbe mentire a se stessi. Però c'è da dire che per quanto non utilizziamo gli stessi strumenti di verifica che utilizza l'industria, facciamo delle verifiche tali che ci permettono di ottenere un risultato qualitativo che è sovrapponibile a quello dell'industria stessa. Spesso e volentieri facciamo delle verifiche con degli enti accreditati per vedere che gli standard da farmacopea o da norme di buona preparazione siano rispettati. Che senso ha nel 2015 avere un laboratorio di preparazione di medicine, di preparati, quello che rispetto al prodotto che si trova industriale? Allora, economico poco, cioè nel senso che sicuramente un laboratorio per le competenze che uno deve riversarci, per il tempo che deve perderci, per le formazioni che deve fare, per la scelta di collaboratori che abbiano le giuste competenze, è sicuramente dispendioso. Però è la quintessenza del farmacista, della professione, saper fare farmaci, dalla sintesi della materia prima fino alla costruzione del farmaco, cioè prendere quel principio attivo in quella forma di medicamentosa, cioè quindi in capsula, compressa, pomata, sciroppo, tintura, gocce o che altro, a seconda appunto dell'utilizzo che se ne deve fare, mascolandone il gusto o rendendole gastroprotette per potersi liberare all'interno dell'intestino e non nello stomaco, dare delle forme in ritardo oppure no. Ci sono tutte quante cose che servono a veicolare meglio il principio attivo laddove deve fare il suo lavoro. Questo l'industria farmaceutica lo fa soltanto per grandi lotti e lo fa soltanto quando c'è un consumo tale di farmaco da giustificare l'investimento dello stesso. Tutte quante le malattie cosiddette orfane che non hanno un quantitativo di pazienti sufficienti a giustificare la produzione di un farmaco possono trovare risposta presso i laboratori delle varie farmacie. C'è a questo proposito un'associazione che si chiama UPFAM, della quale anche faccio parte, che serve a fare proprio l'unione farmacisti per i farmaci orfani. E però non è sul tornaconto economico che si deve fondare la cosa, è sul concetto di risposta a un bisogno di salute
è un'altra arma non da poco a disposizione. Spesso e volentieri mi è capitato, sono state delle richieste di continuare una terapia con dei farmaci che non sono più in commercio e si trova soltanto il principio attivo. In quel caso si può fare. Oppure di principi attivi che non sono in commercio in Italia ma lo sono nel resto d'Europa, e anche in questo caso si può fare, sempre naturalmente dietro presentazione di ricetta medica. Oppure nel caso specifico, queste sono delle richieste che vengono spesso dall'ospedale, un farmaco che a quel dosaggio non si trova per l'uso pediatrico, oppure un farmaco che deve essere utilizzato ad un determinato dosaggio in modo continuativo per un utilizzo differente rispetto al farmaco che è in commercio, che viene utilizzato ad esempio per un uso acuto. Sono problematiche tecniche sicuramente abbastanza difficili anche da spiegare, che però permettono alla fine di dare delle risposte, di dare delle cure a un gran numero di malattie, e in modo soprattutto più mirato, cioè chiamiamolo personalizzato, visto che non siamo tutti quanti uguali e visto che spesso e volentieri il dosaggio deve essere adattato alla particolare esigenza, e soprattutto se si trasforma un farmaco da compressa a sciroppo, a goccio, che altro, per esigenze di si chiama compliance, cioè di gradimento da parte del paziente, come un'altra forma perché la compressa è troppo grande, eccetera, eccetera. Il farmacista ha le competenze per sapere se ciò è possibile, oppure se il fatto di scioglierlo in uno sciroppo, eccetera, eccetera, lo rende inutilizzabile perché inattiva il principio attivo, e quindi cambia anche la validità. Deve essere un farmaco fatto in modo estemporaneo, cioè quindi fatto e utilizzato entro un breve tempo, tutte cose che alla fine l'industria non può proprio dare, cioè non riesce a dare una risposta in questo campo, anche se ci sono delle nazioni in cui le industrie cercano di attrezzarsi in questo, facendo un po' una forzatura. Questo è ancora, almeno in Italia, fin quando ce lo permetteranno, il campo d'applicazione del farmacista preparatore, del farmacista che lei sappia, ci sono molti di questi laboratori in Italia, si possono quantificare? Guardi, tutte le farmacie per legge in Italia possono preparare, se sono attrezzate, farmaci galenici, quindi qualunque farmacia potrebbe in teoria preparare dei farmaci. Le forme più semplici sono a disposizione praticamente, cioè le possono preparare veramente tutti con l'attrezzatura minima obbligatoria, che è la bilancia e un minimo di vetraria, una soluzione, una dispensazione delle cartine. Qualunque farmacia è in grado di farla se reperisce la sostanza. Preparazioni un pochino più complicate come le capsule presuppongono di avere un'incapsulatrice, di avere un miscelatore per polveri, di avere dell'altra attrezzatura che è più costosa, quindi ci deve essere un investimento e bisogna conoscerlo e saperlo utilizzare nel modo corretto. Fare compresse è ulteriormente più complicato, che chiede un'attrezzatura ancora più complicate, ancora più costose, e delle capacità tecniche per formulare appunto delle polveri che possono essere trasformate in compresse. Sciroppi, emulsioni, pomate, tutto quanto il resto presuppongono almeno l'utilizzo di sistemi termostatati per il controllo del calore, di un turboemulsore a vuoto o non, sistemi di controllo del pH, eccetera, eccetera, che sono ancora, cioè che non tutte le farmacie hanno.
Diciamo che farmacie attrezzate abbastanza bene per fare preparati galenici sono circa il 10% delle farmacie italiane. Veramente attrezzate per fare preparati ad alto livello, no, ancora meno, ma proprio perché l'investimento economico è molto alto e sinceramente soltanto se c'è una farmacia ogni 100 più o meno, questo investimento è parzialmente ripagato, se no è proprio un buco nell'acqua. Cioè, sì, quindi, oltre al fatto che oltre ad essere costoso come investimento, è costoso come formazione e è costoso anche come tempo impiegato. Poi, però, per fortuna tutti quanti i colleghi che hanno questa passione, chiamiamola così, o che sono strettamente legati alla professione del farmacista in senso più antico, chiamiamolo così, del termine, anche se fatta però con strumentazione moderna e con tecniche e metodologie moderne attuali, e sono ben contenti quasi sempre di investire parte dell'utile che hanno in altri settori per far progredire bene o male il loro laboratorio. È un servizio aggiunto che a mio avviso personalissimo naturalmente, è più importante di altri servizi che vedo proposti nelle nostre farmacie. Quindi, coniugando la farmacia, chiamiamola così, antica con quella moderna, qual è la sua visione? Come vede la farmacia del futuro, fra 100 anni? Come sarà la farmacia? Non è detto che tra 100 anni ci sarà la farmacia, primo. Non è detto che neanche tra 100 anni ci saranno gli ospedali, non è detto che le cure saranno così come le intendiamo adesso noi, è talmente in là nel tempo che difficilmente potrei dare una risposta. Sicuramente un'attenzione sempre più pressante verso la genomica, le cure personalizzate e tutto quanto il resto porteranno necessariamente a creare dei farmaci ad hoc e dei farmaci ad hoc che con un alto contenuto tecnologico possono essere veramente fatti su misura. Attenzione, entriamo in un campo completamente inesplorato di cui stiamo vedendo ora le avvisaglie. Sicuramente di fronte a una nuova personalizzazione e una possibilità di una personalizzazione estrema rinunceremo sicuramente a determinate sicurezze per quanto riguarda il cosiddetto sicurezza stessa del farmaco, che in questo momento è data soltanto dal numero di persone che hanno preso quel farmaco senza avere degli effetti collaterali. Se il farmaco è nuovo e è fatto ad hoc per quella persona è pur sempre un rischio. Quindi tutto il know-how, tutta quanta la capacità di predire gli effetti di una molecola nel nostro corpo saranno il futuro della medicina del futuro, ma non so se questo avverrà tra 10, 20, 30, 100, 500 anni. Un'ultima domanda. Ogni epoca ha avuto una sua malattia, un modo per il quale dal quale la gente non riusciva a curarsi. Nel passato ogni secolo ha avuto le sue malattie. Oggi siamo di fronte a delle malattie che non riusciamo ancora a sconfiggere. La mia domanda è questa. E una volta riuscite a sconfiggere queste malattie, sembra che ogni secolo se ne riproponga una di nuova. Se riusciremo a sconfiggere il tumore, per esempio, fra 10, 20, 30 anni completamente,
se ne produrrà una di nuova. Non sono d'accordo su questo No. modo di concepire No. le cose per tante ragioni. Allora, partiamo da un presupposto. Le malattie che hanno mietuto tantissime vittime nel passato sono delle virosi o delle epidemie sostenute da virus o batteri, da cui la peste, la spagnola, epidemie di un'altra pandemia che è presente nel mondo di cui non si parla, la malaria, che miete più morti dell'Ebola, l'Ebola in questi casi, cioè sono delle virosi, delle infezioni che hanno la capacità di prendere in poco tempo tante persone e che devono essere sconfitte, si possono sconfiggere con le vaccinazioni e con delle cure. Le cure naturalmente sfruttano le differenze che ci sono tra il nostro metabolismo e il metabolismo dell'attaccante, e l'attaccante, visto che non si fa attaccare senza reagire, sviluppa delle contromisure, al punto tale che ad esempio adesso c'è il problema della resistenza agli antibiotici, malattie che erano sconfiggibili facilmente in passato diventeranno meno facilmente sconfiggibili in futuro, proprio per il fatto che quei batteri, quei virus che noi facilmente debellavamo con la penicillina o con altri antibiotici di vario tipo, adesso gli stessi batteri sono mutati e sono diventati resistenti agli antibiotici stessi. È stato così eclatante, così efficiente l'antibiotico in passato che si è pensato anche di abusarne. Abusare l'antibiotico ha portato a creare batteri resistenti e questa è una problematica, quindi ci sarà costantemente una rincorsa alle armi. Quando noi debelleremo delle malattie se ne presenteranno di nuove e così via, ci sarà una continua rincorsa, ci saranno nuove malattie che emergono e nuovi farmaci che le curano, ma questa è la vita, perché debellando delle malattie lasciamo spazio ad altre. E questo fa parte della vita, quindi non ci sarà mai, da quello che vedo io, un momento in cui ciò è. E la più grossa arma nei confronti di questo tipo di aggressione è il nostro sistema immunitario stesso, in cui, cioè, noi abbiamo le medicine dentro di noi, di fatto. Tumore è una malattia degenerativa che può avere tantissime modalità di espressione, cioè ci sono tumori che sono sicuramente dovuti a mutazioni dovute alle radiazioni, quindi le leucemie sono un esempio, la leucemia da radiazione è un classico. Ci sono dei tumori che sono dovuti a degli attacchi virali, cioè un attacco virale lascia uno strascico. Due esempi sono il papillomavirus, il tumore alla cervice, e il tumore epatico dopo un'infezione di un'epatite C. Il virus crea la strada, cioè modifica il materiale genetico e fa impazzire le cellule e modifica soprattutto anche il territorio che sta attorno alle cellule modificate, e quindi mette le basi per questo. E poi ci sono decine e decine di tumori che hanno le più svariate origini, da tossici ambientali a predisposizione genetica più tossici ambientali e così via. Non vorrei dire che ogni tumore ha una storia a sé, ma quasi. E sì, sicuramente ci accorgiamo tanto di questo problema, però ricordiamoci che difficilmente uno che muore di peste poi si può ammalare di tumore, quindi forse nel Medioevo non c'erano perché morivamo per altre ragioni. E altrettanto ricordiamoci che al tempo dei Romani l'età media era di 30 anni perché si moriva di gladio, cioè nel senso che ti facevano fuori durante le battaglie e così via, quindi non è sempre così, non è detto che il passato fosse così bucolico
E così, se penso soltanto a 150 anni fa come veniva curata la sifilide, mi vengono i brividi lungo la schiena, o subire un'operazione già 100 anni fa, beh, non era sicuramente una passeggiata. A questo proposito, subire le operazioni mi fa venire in mente, in questi ultimi decenni si è molto lavorato sulle protesi, chiamiamoli anche in maniera un po' volgare, pezzi di ricambio del corpo umano. Andiamo verso la robotizzazione dell'uomo in questo senso? Cioè, Ci sono due filoni. Uno è sicuramente quello della protesi meccanica collegata al nostro sistema nervoso e l'arto artificiale, fondamentalmente, quello che ci viene in mente con Robocop o roba del genere, che ha avuto alcuni passi avanti veramente stratosferici. È di pochissimi anni fa circa il fatto che siano riusciti ad impiantare nel nervo ottico un chip che in modo wireless comunica con una telecamera e un cieco totale che però che ha subito la distruzione della retina e però ha il nervo ottico ancora integro, sono riusciti praticamente a decodificare le immagini di una telecamera in segnali comprensibili al nostro cervello e trasmissibili attraverso un nervo, che questa è una cosa stratosferica per la complessità. Naturalmente parliamo di immagini con delle risoluzioni bassissime, cioè 10x10, 20x20, luci e ombre, pixel, immagini sgranatissime, ma questa è la base per poi arrivare alla perfezione. e poi c'è tutta quanta la strada dell'ingegneria genetica, delle culture cellulari, della ricostruzione di organi in laboratorio, che comporta la ricostruzione ex novo di pezzi di ricambio impiantabili partendo dalle nostre linee cellulari. E che è di fatto questa la più grossa sfida. Ricordiamoci che però perché questo sia disponibile per tutti, probabilmente dovremmo cambiare completamente la nostra concezione economica e sociale, perché fare organi di ricambio ad hoc per delle persone è un processo estremamente costoso che se lasciato alle logiche di mercato permetterà solamente alla popolazione più ricca di riuscire probabilmente a ottenere questo, e siamo ancora abbastanza lontani da ottenere questo, anche se la pelle artificiale ottenuta da culture di fibroblasti umani da donatore è già una realtà e in alcune strutture estremamente avanzate, cioè in poche parole i grandi ostionati riescono a ricostruire parti abbastanza ampie di pelle per permettere appunto di entrare vita. Ricordo che al di sopra di una determinata lesione della nostra pelle, quindi in percentuale, c'è la morte. Non possiamo vivere senza pelli. Bene dottore, la ringrazio della sua esposizione, è stata molto interessante e alla prossima. Grazie. Grazie.